Buongiorno, ciao bellissimi. È il giorno 32. Ieri sera ero veramente stanco, non so come mai, forse perché ho camminato tanto sotto al sole e non sono ancora abituato alla temperatura. Piccolo check sui dolori vari. Sotto i piedi sto provando a mettere questi cerottini qua, dove sento che mi stanno per venire le vesciche. E sopra i piedi, in particolare qui, c'è uno strano dolore che coinvolge questa parte di piede. Quindi proverò a continuare a camminare fino a Ivrea e là poi facciamo una pausa di 3 giorni prima di riprendere la via per la Francia e poi la Spagna. No, dai, bellissimo. Ciao Emilio, spero che tu ti sia trovato bene in nostra compagnia. Mi spiace che questa mattina non siamo riusciti a salutarti, però abbiamo pensato di lasciarti una piccola colazione o merenda per il tuo viaggio. Dentro il sacchetto troverai 4 panini con la pan di stelle e una mela. Ti auguro un buon viaggio. Da Bea e Alfred e Mia. Bellissimi. Ciao. Grandissimo, ciao! Ore 9:15, sono appena a Cascina del Pe, a Olgiate Comasco, e mi sono fermato in una pasticceria perché niente, avevo gola, anche se ho ricevuto dei paninetti. Ho voluto fermarmi per fare colazione con un caffè latte e una brioche, tra l'altro una pasticceria che sembrava ottima, e un signore mi ha fermato, mi ha fatto un po' di domande e ha insistito per offrirmi la colazione. E oltre a questo, come se non bastasse, prima di andare via ho salutato, ringraziato e i proprietari della pasticceria mi hanno lasciato un bombolone per il viaggio. Oggi sarò dolcissimo. Credo proprio che oggi sarà una bellissima giornata. Ore 11:45, sono cascato in questo sentiero delle rane. Sono partito da poco da Binago e ho scoperto che proprio da Binago qualche anno fa è partito un signore di 70 anni per un cammino di Santiago molto simile al mio, e che poi chiaramente ha già concluso e ha anche scritto un libricino. Però vi dirò che non vedo tante rane qua. È quasi mezzogiorno e mi ricordo che ho ancora una confezione di affettato che avevo preso con Nazario, che sarebbe il caso di far fuori, quindi ho preso un po' di pane. Io finisco nei boschi così a casa, ho ancora il pane e ogni tanto però devo camminare anche sulle strade. Distributore bar e ristorante non è il migliore stop che potrei fare, ma fa caldo. Ore 2:40, mi sono fermato più di 2 ore in quel bar. Ne ho prese un po' giusto per soddisfare la gola e alzare il morale. Mancano soltanto 26 km a Borgo Manero, dove pensavo di arrivare domani. Sono appena le 5, io mi sento fresco come una rosellina, quindi vediamo quanti riusciamo a fare ancora oggi. Siamo tornati on the asphalt. Siamo all'altezza di Cimbro in direzione di Vergiate. Vediamo se ritroviamo un po' di natura dove infilarci poi. Ok, ore 6:10, andiamo a prendere la cena. Un saluto da Vergiate. Eccoci, sono le 8 e mi trovo a Sesto Calende. Sono arrivato in questa pista ciclabile che segue il Ticino e possiamo andare avanti ancora un po' perché c'è ancora luce e sono ancora fresco. Credo che siamo poco oltre i 30 km per adesso.
Ho passato del bel tempo, ho fatto una bella pausetta con una birretta con un ragazzo di nome Alex che tra poco vuole lasciare il lavoro e probabilmente farà anche lui quest'estate il Cammino di Santiago classico, che terminerà a fine settembre, quindi forse lo incontriamo di nuovo. Ciao! E siamo in Piemonte! Questa è l'ultima regione italiana che... L'ultima regione italiana... L'ultima regione italiana che attraversiamo prima della Francia. Ce l'ho fatta. Ore 9:15, ho superato da non molto Sesto Calende, sono entrato in Piemonte e adesso sto cercando un posticino per la tenda perché sono un po' stufo di camminare. Ho trovato un boschetto. Adesso pulisco un po' per terra, mi metterò qua, sarò invisibile. Nessuno si accorgerà della mia presenza, non darò fastidio a nessuno, pulirò tutto quanto e partirò presto. Tac, tenda pronta. E oggi per la prima volta provo a lasciarla senza il telo. Sperando che non piova di notte, ma non credo. Si vede poco, ma il cielo sta tipo lampando. Ma lo sta facendo di continuo. E non credo che siano dei tuoni, credo che ci sia qualcosa tipo in lontananza. Però al tempo stesso ho paura che siano dei tuoni. E visto che non ho messo il telo... È mezzanotte e mezza e mi sa tanto che metto il telo. Oh mio Dio, come faccio a parlare con questo flash in faccia? Sono appena riuscito a mettere il telo che ha iniziato a piovere. Sono soddisfatto per la mia prontezza. E adesso sto pensando tipo, ma e se viene un sacco di vento, una tormenta, qualcosa, e mi cadono i pini addosso? Perché ci sono dei pini qui attorno, i pini hanno le radici corte e verticali e sono i primi a cadere. Però poi dico, ok, in tanti anni non sono mai caduti, vuoi che cadano proprio oggi? Vuoi che cadano proprio su questa tenda? E quindi adesso proverò a dormire. Alla fine sono le 7:50, mi sono lasciato un po' nella tenda perché stanotte mi sono svegliato un sacco di volte, però non ha piovuto tanto e la tenda sembra già asciutta, quindi adesso smobilitiamo il tutto e partiamo. Dovremo arrivare molto rapidamente a Borgomanero perché mancano appena 14 km circa. Ah, sono arrivato a Comignago, sento già odore di latte macchiato. E invece sì, ho trovato un posticino. Ciao da Comignago! E siamo a Gattico, ci mancano appena 6 km, 5,5 e arriviamo a Borgomanero. Oggi sarò ospite di una persona che mi ha invitato tanto tempo fa, già ancora per il Giro dell'Italia in bicicletta, che però stasera ha la festa di compleanno della sua ragazza e quindi ha deciso di prenotarmi una stanza in un hotel invece che farmi stare a casa sua. Surprise! Ero indeciso se accettare perché, come sapete, vorrei che questo cammino fosse centrato su famiglie o tenda, però dato che ormai gli avevo detto di sì, ormai avevo deciso di fermarmi a Borgomanero, farò una tappa riposante, dai. Magari mi dedicherò un po' ai video, riuscirò a caricare le batterie e a conoscere un po' di gente della cittadina. Sono molto curioso di vederla perché appunto anche l'anno scorso ci sono passato vicino ma non sono entrato. E intanto percorro quella che sembra una banalissima strada, ma sull'applicazione delle mappe me la dà come la ciclovia pedemontana alpina. C'è un ciclista, quindi è una ciclovia. Ciao! Ciao! Permesso. Ciao. Ciao, buongiorno. Ok, gentilissimi anche il proprietario, penso i proprietari dell'hotel. È un hotel, non è un bed and breakfast. Abbiamo stanza al secondo piano e si chiamano Lele e ho dimenticato il nome di lei. Comunque mi hanno già fatto una bella impressione. Adesso vediamo, appoggio un po' la roba, poi mangiamo, poi riposiamo un po'
e poi andiamo alla scoperta di Borgo Manero. E che lusso, anche il letto matrimoniale. Eccoci, sono le 4:15, ho pranzato con Mattia che è molto simpatico. Buon appetito. Abbiamo mangiato con dei bei ravioli di carne e roast beef. Spettacolo. Adesso sto andando in un parco a incontrare tutti i ragazzi che abitano qui a Borgo Manero. Fa caldissimo, sono contento di non essere in giro a camminare, caldissimo. Ciao! Ciao belli. Ciao! Ciao da Borgo Manero. Da Borgo Manero. Un saluto dalla città del Tappuolo. Ciao. Ciao Borgo Manero! Ciao. Borgo Manero la migliore. Ciao! Ciao. Bellissimi. Oh, che bello. Grazie. Oh mamma mia! Sorpresa. Hai fame? Mangi tanto. Buon appetito! Prima mattina. Tanti auguri amore!